Io condivido quanto hanno fatto i miei colleghi sindaci e probabilmente lo farò anch'io. Rompe gli indugi il sindaco Mario Conte. Dopo l'ordinanza firmata da altri primi cittadini del Veneto, anche a Treviso arriverà l'obbligo della mascherina nel centro storico. Un'ordinanza significa sottolineare, evidenziare, richiamare, sensibilizzare i nostri cittadini all'utilizzo della protezione in quelle situazioni che lo richiedono, quindi al mercato, nel corso, in stazione, in tutti quei luoghi dove c'è un passaggio importante di persone. La parola d'ordine è salvare il Natale. I contagi sono in aumento anche nella Marca, seconda provincia più colpita negli ultimi 2 giorni, e bisogna fare di tutto per arginare il diffondersi del virus. Il sindaco si appella alla responsabilità dei cittadini. L'ordinanza l'abbiamo già scritta in questi giorni, ovviamente riguarda questo periodo di Natale che richiama tutti quanti un po' di più nelle piazze della città, nei luoghi dove ci saranno gli spettacoli, l'albero di Natale. Quindi voglio dire, non vogliamo privare i nostri cittadini delle emozioni, ma allo stesso tempo chiediamo di viverle responsabilmente. L'ordinanza, visti i contagi, potrebbe scattare già dai primi giorni di dicembre e rimanere per tutte le festività natalizie. L'anno scorso eravamo tutti chiusi in casa, termina Conte. Quest'anno torneremo a godere delle bellezze della città, degli eventi culturali, ma seguendo i protocolli sanitari previsti. E per tutelare tutti, la mascherina nelle zone di maggior assembramento, come il cuore della città, sembra essere una scelta obbligata.